quelle utilizzate come seggio elettorale, la campanella potrebbe suonare 10 giorni dopo, cioè il 24 settembre. È una delle possibilità offerte agli istituti scolastici dal decreto sul calendario scolastico firmato dall'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, poco prima di Ferragosto. Le istituzioni scolastiche, si legge nella nota, che saranno utilizzate quali sedi della prossima consultazione referendaria del 20 e del 21 settembre, scrive Lagalla, hanno facoltà di determinare l'inizio delle lezioni a far data dal 24 settembre 2020. È chiaro che il provvedimento va incontro ai ritardi e alle incertezze che riguardano gli entri in classe degli studenti siciliani. Non si sa infatti ancora oggi le modalità di avvio delle lezioni, didattica in presenza, a distanza integrata. Nonostante le rassicurazioni del ministro dell'istruzione Azzolina, le scuole non sanno se i banchi arriveranno nelle scuole prima o durante l'inizio, quanti banchi arriveranno e soprattutto se il personale richiesto sarà fornito ai capi d'istituto. Ed infatti il ministro Azzolina pochi giorni addietro ha dichiarato in una TV di Stato: non ci sarà nessun rischio per l'apertura dell'anno scolastico, abbiamo il dovere morale di riaprire, una priorità assoluta del governo. È certamente una operazione complessa, ma siamo più pronti rispetto a quando la pandemia è scoppiata. Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno, continuiamo a lavorare per allargare le aule e cercare ulteriori spazi affinché gli studenti seduti al banco possano abbassare la mascherina ad 1 metro di distanza dagli altri. Il governo sta lavorando per potenziare l'organico, stiamo assumendo fino a 100.000 persone a tempo indeterminato ed altre a tempo determinato e abbiamo digitalizzato le procedure. In Sicilia l'avvio delle elezioni è previsto per lunedì 14 settembre per concludersi martedì 8 giugno dopo almeno 200 giorni di attività didattiche. Solo a Palermo i plessi scolastici sede di seggio elettorale ammontano a 128, più di un terzo circa dei 356 censiti dal Ministero. Ma in percentuale potrebbero essere di più le scuole interessate. Nei centri più piccoli si vota nell'unica scuola che ricade sul territorio comunale, potrebbero ammontare al 40% gli istituti che possono posticipare l'ingresso in classe degli alunni, oltre 1.600 in Sicilia. Continueremo pertanto ad occuparci di scuola e vedremo nei prossimi giorni cosa succederà.